Gli artigiani, la tecnologia e una banca, uniti in una società per andare avanti e superare la crisi, la Network Impresa. È l'idea innovativa che hanno lanciato la Cassa di risparmio del Veneto, l'Unione Artigiani di Padova e Infracom, in vista di un futuro più roseo e di una sinergia di intenti. È un po' come un ritorno al passato, ma con un volto e strumenti nuovi dati dalla tecnologia, dalla comunicazione e dalla formazione continua di tutti i soggetti interessati. E così la banca, nonostante il proprio ambito di intervento nazionale e internazionale, andrà verso le esigenze locali del territorio, a partire dal singolo sportello, a favore delle piccole e medie imprese artigiane che hanno trainato e continuano a trainare l'economia del nord-est, che da parte loro si impegnano ad esserci, a lavorare in squadra con i colleghi e con la banca, a formarsi strada facendo e ad investire in comunicazione, marketing e nuove tecnologie aiutate dalla nuova società. Vogliamo andare oltre gli accordi commerciali. L'obiettivo di quest'unione è proprio di avere un qualcosa di strutturato che aiuti l'impresa artigiana al di là della necessità contingente, ma con un rapporto privilegiato e strutturato. È un passo importante, anche perché è un passo non scontato, siamo forse un'eccezione, però si può dare davvero qualcosa di concreto. In particolare cosa? In particolare avere l'impresa artigiana che dentro la banca si sente a casa sua. Le imprese direi che si stanno aspettando questo perché c'è bisogno di lavorare insieme. L'artigiano già lavora di per sé, però quando ha bisogno di un servizio, ha bisogno di qualcosa che serve al suo lavoro, deve avere qualcosa di alto livello. L'alto livello, oggi come oggi, lo abbiamo unendo più conoscenze, come ripeto. Di qui l'importanza di incontrarsi nel vero senso della parola, ognuno con il proprio know-how, per essere competitivi e per rinascere da una situazione che vede un restringimento degli ordini per la categoria degli artigiani padovani di una media del 60-70%. 12.000 sono gli associati UPA interessati al cambiamento che da oggi in poi dovranno mettersi in gioco.